Veramente emozionante. Cioè, sono quelle cose che poi alla fine ti fanno svegliare la mattina con il sorriso. Guardiamo al microscopio la cellula, la mettiamo a fuoco. A questo punto passiamo qua. Il laser cattura le immagini. Quindi noi stiamo guardando tridimensionalmente queste strutture. Loro sono benefiche. Il loro potere è quello di riuscire ad entrare all'interno delle cellule. Questi composti funzionali possono essere utilizzati come integratori. Non è il risultato di un giorno di lavoro, è il risultato di una teoria, di uno studio, e poi metti insieme l'esperimento e poi vedi che l'esperimento va bene e va bene la seconda volta e va bene la terza volta. A quel punto sei proprio sovraeccitato. Noi avevamo capito che in mano avevamo qualcosa che veramente poteva dare un valore aggiunto a nuovi cibi funzionali, a nuove bevande funzionali, a nuovi cosmetici, a nuovi integratori. Noi andiamo dentro le forme di vita, che sono le molecole che consentono alle nostre cellule di essere vive, e capiamo come si comportano, come interagiscono tra di loro, come possono cambiare il destino di una cellula. Navetech nasce nel 2015 come startup innovativa, ma anche come spin-off dell'Università di Palermo. All'interno di queste nanostrutture che noi abbiamo trovato nel limone sono contenuti tutti quei composti benefici che noi conosciamo, che sono presenti nel limone, ma che all'interno di queste nanostrutture sono protetti. Queste sono tutte piene di composti biofunzionali. Che loro sono in grado di venire in contatto con le cellule umane. E quindi sono resi maggiormente disponibili per tutte le nostre cellule. Come vedete, queste nanostrutture in rosso sono proprio all'interno delle cellule. Queste nanostrutture sono in grado di proteggere le cellule della pelle dai danni causati per esempio dai raggi ultravioletti. Utilizzare queste nanostrutture anche in cosmetica potrebbe sicuramente portare un vantaggio. Gli elementi contenuti all'interno degli alimenti possono svolgere un'azione appunto benefica, come se fossero dei farmaci, per il benessere dell'individuo. Grosse aziende già altamente presenti sul mercato hanno continuamente la necessità di innovarsi e per innovarsi ricercano anche piccoli gruppi di ricerca, che è il nostro vantaggio, è quello di aver trovato dal succo di limone, che è assolutamente un prodotto tipico della nostra terra, un qualcosa che è stato però studiato a livello scientifico in maniera approfondita. Quello che noi stiamo facendo è la identificazione di queste nanostrutture anche in altri agrumi, quali per esempio il mandarino, l'arancia, le varie tipologie di agrumi. Noi abbiamo fatto dei test medici, sperimentazioni cliniche su volontari sani, e abbiamo visto che l'utilizzo di queste nanostrutture diminuisce del 20% il colesterolo LDL e nelle donne diminuisce anche il girovita. Grazie a tecnologie chiaramente brevettate e altamente innovative riesce ad ottenere un prodotto che è sempre succo di limone ma altamente arricchito in queste nanostrutture. Parliamo certamente di antiossidanti come il limonene, e parliamo di flavonoidi ed altri ancora. Da questo momento questo prodotto liquido può essere polverizzato ed è proprio questa polvere, così come il prodotto che abbiamo anche in formula liquida, che ha preso il nome di Citraves. Non è solamente un composto, all'interno della nanostruttura sono presenti tanti composti insieme, tutti quanti protetti e resi maggiormente disponibili per la loro azione benefica alle cellule animali. Citraves è sul mercato e che può essere aggiunto a tutti quelli che sono prodotti alimentari già presenti sul mercato, pensiamo allo yogurt, pensiamo al gelato, ma può essere anche aggiunto a tutte quelle che sono le bevande già presenti, che possono essere arricchite con queste nanostrutture, ma anche per la costituzione di altri integratori alimentari. Pensiamo al mix fondamentalmente di queste nanostrutture con altri estratti vegetali che oggi già sono fondamentalmente riconosciuti sul mercato. Il gruppo fondatore di Navetech fondamentalmente è un gruppo di scienziati. Siamo stati i primi ad identificare queste nanostrutture negli agrumi, siamo stati i primi in Italia certamente, all'università, diciamo, i nostri laboratori presentano e hanno tutte quelle tecnologie per isolare e caratterizzare le nanostrutture, per poter fare gli esperimenti sia in vitro che negli animali per dimostrare il potere benefico di queste nanostrutture.